Assessore, lei presenta oggi una delibera che parla di sviluppo e competitività per il nostro Veneto. Che cosa ci dice in proposito? Presento una delibera in cui si è fatto gioco di squadra. Con i colleghi Ciambetti, Coppola e Manzato portiamo un provvedimento che serve il Veneto, serve al Veneto. 40 milioni di euro di investimenti che faremo in Veneto per la banda larga. Abbiamo lavorato con l'Europa, con il Ministero per lo Sviluppo Economico per trovare le risorse, parte sono risorse proprio del nostro bilancio regionale e finalmente possiamo dire che il 95,3% del Veneto verrà servito con innovazione dalla banda larga, cioè a dire che i nostri cittadini potranno avere servizi che potranno superare i 2 mega di accesso, ma potranno anche, d'intesa con i privati che stanno già investendo, arrivare a 20 mega. Siamo una regione ormai in linea con l'Europa. Bene, si parla di infrastrutture, le nuove autostrade della conoscenza, possiamo definirle così, dove si passano dati, informazioni. Vedrete molti cantieri, ma cantieri nuovi, poco invasivi sul territorio, qualche foro, cavi che entrano nelle tubazioni, cavi che si collegano che non si vedono, ma tanto investimento per il futuro.